Tragedia in un'abitazione di via Volta a Montecchio Maggiore stamattina intorno alle 7. Deceduta una donna di 51 anni a seguito di un incendio, rimasto intossicato il marito della vittima per aver respirato del fumo. Secondo una prima ricostruzione dei pompieri, a prendere fuoco, per cause ancora da stabilire, sarebbe stato un materasso, poi il fumo che ha invaso la stanza, il tentativo del marito di salvarla portandola fuori, ma per lei non c'era più nulla da fare. Arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno portato fuori dall'abitazione il materasso e i sanitari del SUEM che hanno assistito l'uomo sotto shock, poi trasferito in pronto soccorso. Una tragedia veramente grave perché ha perso la vita una giovane donna. E le cause le stanno accertando sia i vigili del fuoco e i carabinieri. E il marito è una persona molto conosciuta, come pure anche la moglie. Sembra che sia diciamo, stato ricoverato, però non in gravi condizioni. Noi auguriamo veramente che si possa riprendere quanto prima. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.